Un legame molto forte con la sua terra, la passione e l'attaccamento al lavoro, la spinta continua all'innovazione e poi quell'approccio alla vita e alla professione basato sull'etica e sul rispetto. Uno stile inconfondibile, un marchio di fabbrica. Si è spento nella notte il cavalier Marco Fantoni, uno degli indiscussi protagonisti della storia del Friuli industriale. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 22 agosto. Capitano d'industria, con spirito di sacrificio ed altruismo e soprattutto con grande coraggio, trascinò fuori dalla tragedia del terremoto e rimise in piedi la parte del Friuli più duramente colpita dal sisma. Nessuno dei suoi dipendenti finì in cassa integrazione e in un terreno dell'azienda furono posizionati containers e roulotte. La ricostruzione della fabbrica partì immediatamente. Il 3 settembre del 76 l'allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, partecipò ad Osoppo alla riattivazione di uno degli impianti di produzione. Un anno dopo lo stabilimento era completamente ricostruito. Marco Fantoni prese le redini dell'azienda a 18 anni nel 1948 dopo la morte del padre e per una vita ha guidato l'azienda lasciando ogni carica una decina d'anni fa, benedicendo e guidando due passaggi generazionali verso i figli prima e i nipoti poi. L'azienda artigianale familiare è diventata un complesso industriale di rilevanza internazionale, leader nella produzione di mobili per ufficio, pannelli truciolari e MDF. Tanti meritati riconoscimenti ottenuti nel corso della vita. Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, lo nominò Cavaliere del Lavoro il 2 giugno del 1984. Nel 98 l'Associazione per il Design Industriale gli assegnò il Compasso d'Oro alla carriera e nel gennaio 2002 l'Università di Udine gli conferì la laurea honoris causa in ingegneria gestionale. Nell'aprile 2016 il comune di Gemona assegnò a lui, assieme ai cavalieri Pittini e Burgi, il Tallero. Fu la moglie Alessandra De Antoni Fantoni a ritirare per lui il riconoscimento. La sua compagna di vita è scomparsa solo pochi mesi fa, a febbraio. Marco Fantoni, tra l'altro, si impegnò nella costruzione della zona industriale nella piana di Osoppo, assieme tra gli altri ai colleghi Pittini e De Simon. Marco Fantoni lascia i figli Giovanni e Paolo con le rispettive mogli Maria Grazia e Nicoletta e i nipoti Marco, Alessandra, Alessandro, Marianna e Silvia. È una giornata abbastanza triste per il Friuli Venezia Giulia e non solo. Io non posso dire di aver conosciuto il Cavaliere di persona, ma sicuramente ne ho conosciuto la fama e l'ho conosciuto attraverso i racconti di altre persone. Ci mancherà il suo spirito, però devo anche dire che il suo ricordo è stato ereditato, la sua forza è stato ereditato sia da Giovanni che da Paolo, che fra l'altro continuano quello che è stato il suo interesse associativo. Viene a mancare uno straordinario protagonista di quegli anni, un uomo che ha fatto quello che ha fatto e che è sotto gli occhi di tutti, la grande capacità di un uomo che è riuscito a trasmettere ai figli, ai nipoti la passione per il proprio lavoro e i grandi risultati che quell'azienda ha. È uno dei pilastri che ci lascia, noi dobbiamo tenere alto il suo ricordo e soprattutto la gratitudine perché questa terra è quello che è diventata dopo il terremoto grazie a uomini come Marco Fantoni.